prescindere dalle classifiche e dalle vicissitudini del momento, gli aneddoti di episodi indimenticabili che hanno fatto di questa sfida il momento clou dell'anno calcistico. Siamo andati tra quelle persone che ormai avevano perso la gioia di tifare la domenica agonismo e degli esaltanti successi sembravano lontani anni luce. Invece quest'anno il sogno di un ritorno dell'Amata nel grande giro, nel giro che conta, sta diventando realtà. Una realtà che fino a pochi mesi fa sembrava utopia. Cominciamo ora a vedere il derby con l'occhio dei paganesi. Abbiamo scelto 3 punti nevralgici della tifoseria, ma abbiamo ascoltato anche personaggi che hanno fatto la storia della Paganese. Il Bar del Sole è forse il punto di maggior raccolta della tifoseria azzurro-stellata. Qui almeno 500-600 persone si aggregano domenicalmente per andare allo stadio. Ma il discorso non è certamente circoscritto alla domenica. Nella piazza antistanti, infatti, si parla di Paganese, delle sue imprese, delle sue cadute, insomma delle sue vicissitudini 7 giorni su 7. Nonostante gli anni bui che ha attraversato la Beniamata, l'amore per il vessillo azzurro stellato non si è mai sbiadito. Figuriamoci adesso che la Paganese è ritornata a risplendere, leader solitaria in classifica, e quel che conta davanti ai cugini rossoneri, evento che non si verificava da anni. Abbiamo intervistato un personaggio pittoresco che di solito fa capo a questo locale pubblico. Il suo nome è Raffaele Pepe, meglio conosciuto come Guaffetiere. Ci troviamo nel Bar del Sole, qui con me Raffaele Pepe, un mostro sacro della tifoseria paganese. Qual è il derby che ricorda di più? Il campionato 76-77 Paganese lo ci a Pagani 2-0 con 2 reti di Albano. Questa Paganese che prospettive ha? Questa società che prospettive ha per il futuro? Quella è la prospettiva. La prospettiva è che la Paganese è stata la prima cosa, la disgrazia della Paganese. Sono incominciate dal sindaco Gerardo Petti. Poi continuate dalla giunta Grillo con la loro bravura di non iscrivere la Paganese al campionato e comprando il titolo del Calvani in prima categoria. Ma adesso con gli Iacuzzi che futuro ha la Paganese? Io sono fiducioso in Iacuzzi perché solo con lui abbiamo ritrovato quell'entusiasmo che mancava da diversi anni. I tifosi stanno ritornando quindi vicino alla squadra? Tutti in massa allo stadio. E voglio precisare una sola cosa, il fatto dello stadio, che la telenovela continua ancora. È inutile la presa in giro del sindaco Petti, Tramontano e compagni. Quindi questa Paganese ha buone prospettive con Iacuzzi? Ringrazio molto affettuosamente Iacuzzi che ci ha fatto vedere il calcio un'altra volta a Pagani. Natazzole, le caffè e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzziamo e famo, sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffano i caffè. Natazzole, le caffè, che sigaretta coppa per un pare, che stanno chi ne sbaglia, fanno sull'ombroglio, sono lisciano, si fattono, si pigliano il caffè. Questa è via Matteotti, ma nel cuore dei paganesi sempre la Lagna. La strada più antica di Pagani è forse la più suggestiva. Un tempo vero centro commerciale del paese, ma da anni purtroppo sta registrando una grave crisi commerciale. Molti sono i negozi che già hanno chiuso i battenti dopo anni di proficuo lavoro.
Il perché di questa crisi, le ragioni sono tante e non è il momento né la sede per parlarne. Ma è un vero peccato vedere questa ex arteria commerciale ridursi in alcuni momenti a un vicolo buio e deserto. Speriamo che un giorno il destino della via possa accomunarsi a quello della rifiorente Paganese. E già qualche segnale sembra che ci sia. Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiere del carcere Oinè. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E al 100° catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con 4 infamoni, briganti papponi cornuti all'archetto. Tutte l'ore con sta fotenzia che sputa minaccia sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papà, mi sbottone, mi leggo giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che pensa e beviamo caffè. Ah, che bello caffè, un carcere sanno fa, che ricetta che Cicero nella compagna che ce l'ha già data mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna, lo getta alla spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Ci troviamo di fronte al circolo giuliano del signor Veneziano Domenico, vero centro della tifoseria paganese di Via Lamia. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. L'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene 6 figli, ha chiesto una casa e c'era nei consigli. L'assessore che Dio lo perdona, dentro il rullotto ci tiene i risoni. Poi ti basta una mossa, una croce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto sempre a le tre, volete a spremuto, volete un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa, che ricette che Cicero nella compagna di ce l'ha già data mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa, la ricetta di Ciceri nella compagna di ce la precisa mamma. Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo convegni con chi lo stipendio e un anno se sogna papà. Aggiungetemi a figli innocenza, mio marito non tiene pazienza. Io non chiedo la grazia per me, mi faccio la barba, la fate da sé. Poi tenete un cappotto cammello, non si processi la vado di me. Un vestito fissato nel volo, così ci sembrava nella televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestassi per fare presenza. Tengo le scacchio giù, radito campare a volere da te. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa, che ricetta che Cicero nella compagna di ce l'ha già data mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa, che ricetta di Cicero nella compagna di ce l'ha precisa mamma. Ci troviamo tra questi incredibili tifosi che sono quelli di Via Lamia. Quanti siete che andate allo stadio, al Marcello Torre? 250, circa 200-250 persone. Come avete vissuto la lunga crisi della Paganese, le domeniche senza la squadra azzurro-stellata? La crisi della Paganese è stata indubbiamente sentita da tutti i veri tifosi di Pagani.
Abbiamo vissuto le domeniche tristi senza andare al campo sportivo. Ci sentivamo le partite di Serie A qua al circolo. È troppo brutto. Comunque speriamo che si ricominci un'altra volta il calcio a Pagani. A livello DC sto parlando. Io sono d'accordo con l'amico qua, che anche io le partite me le sentivo per le radio di Serie A, non con la Paganese, perché quando si dice gol, come che segna la Paganese, nessuno gol può dare quella soddisfazione. Poi voglio fare un appello ai politici di Pagani, che devono stare più vicini a questo presidente, perché veramente può dare molto a questa Paganese. Qui c'è un vecchio tifoso di 1000 battaglie, Vincenzo Sorrentino. Come ha vissuto le domeniche senza la Paganese? Seguo la Paganese da 40 anni e ricordo tutti i vecchi derby, purtroppo nel bene e nel male. Angri, con la Nocerina innanzitutto, Cava, Battipaglia. Comunque sono state derby bellissime, anche se si era in serie inferiore. Poi sfortunatamente tutte le vicissitudini che si sapete tutti quanti, eravamo in Serie C1, dovevamo andare in Serie B, hanno fatto vincere il Bari, le partite continuavano fino al 94-95 finché il Bari non sbloccava i risultati. E purtroppo Bari è una città, Pagani è un piccolo centro di 30-40 mila abitanti, c'era il signor che c'è e purtroppo siamo rimasti in Serie C1. Abbiamo fatto ancora peggio perché la vecchia dirigenza che volevano fare tutto loro, comunque non volevano collaborazione. Da quando non c'era più il calcio, da 2 anni è riuscito a vivere il calcio a Pagani. Grazie al presidente Iacuzzi ci ha dato a questi tifosi di Pagani una grossa soddisfazione, a tutti i tifosi della Paganese. Io spero che la Paganese possa ritornare ai livelli di una volta, perché Pagani merita, non dico la Serie B, ma la C1 sicuro. Io spero che la Paganese possa tornare a certi livelli, perché io da 20 anni seguo la Paganese, ora senza la Paganese io muoro. Spero solo una cosa, che la Paganese non passa tanto tempo che può ritornare come una volta. Io credo che ritornerà a certi livelli, con l'aiuto dei politici e dei nostri tifosi Pagani risorgerà. Vorrei dire una cosa, a Pagani non abbiamo pacchi dei bimbi, non abbiamo erbe per i bambini, almeno il pallone, il comune ci può aiutare a noi. Il futuro della Paganese è che qualcuno che economicamente aiuta la società ad allestire una squadra per vincere il campionato, perché con l'innesto di 4-5 elementi di categoria si può ritornare in Serie C. Qual è il derby che ricordate di più? Il derby che io ricordo di più si tratta di 12-13 anni fa, con la Nocerina, con una doppietta di Fracasse, che era una giornata molto fredda, e il Marcello Torre era pieno, ma pienissimo, pieno di gente, e una doppietta di Fracasse, vincemmo per 2-1. Vincere presto il campionato. Mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiere del carcere Nero. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. Che al 100° catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con 4 infamoni, briganti papponi cornuti alla chetta. Tutto loro sono Stefano Tenzia che sputano minaccia sa figlia con me. Ma alla fine mi assetto papà, mi sbottone mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che pensa e bevo un caffè. Ah, che bello caffè, un carcere lo sanno fama. La ricetta che Cicero nelle campagne di cielo c'ha la mamma. Prima pagina, 20 notizie, per un'ingiustizia lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna, concetto alla spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. Uomo certissimo immenso, io chiedo consenso a Don Raffaele.
pure l'Antonio per te sei figlia, che se una casa c'erano i consigli, l'assessore che Dio lo perdona, dentro il rullotto ci tenevi su. Poi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce, rispetto sempre a le tre, volete spremuto, volete un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa, cari gente che ci c'era nella compagna di cielo ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Sono venuti a fare gli onori di casa mister Ricciardi, il bomber Orlando, Gargiulo e Califano. Mister Ricciardi, a questa gente che cosa vogliamo promettere per il derby con la Nocerina? Ma più che promettere una grossa partita e un grosso impegno da parte nostra, voglio promettere il massimo impegno per raggiungere la vittoria finale, perché oltre la Nocerina abbiamo altre squadre da affrontare, ma penso che la soddisfazione massima per questi tifosi è quella di vincere il campionato a fine torneo. Però vogliono una vittoria contro la Nocerina. Loro la vogliono contro la Nocerina e noi la vogliamo contro tutte le squadre che affrontiamo. Lo sappiamo benissimo la rivalità che c'è fra queste due grosse città, fra questi grossi blasoni che ci sono.